Io vi racconterò una storia vera che è caduta nella mia vita e sono tutte cose vere. Prima di ascoltare vi faccio una bellissima sonata e spero che veramente vi faccio sentire meglio, perché quella storia che sto per raccontare ci sono anche cose tristi, bisogna essere prevenuti. Adesso racconto quando un bambino viene al mondo, che si stacca dalla mamma. E chi vede primo sono i dottori e le infermiere, e poi se va tutto bene vede la madre. E poi comincia a vedere dopo la mamma, la famiglia, l'ambiente familiare, tutte quelle cose. Così il bambino si forma, comincia la sua vita. E poi la cosa fondamentale di astrologia, il bambino, la data di nascita, il luogo dove nasce, il paese, le città, il nome e cognome, questa è una cosa fondamentale per un bambino. Là si può vedere tante cose. E poi il segno zodiacale quasi che il 50% si può vedere. Comunque io vedo così, poi chiedo scusa a altri astrologi, i miei compagni, i miei amici che fanno anche questo lavoro, io faccio così, poi ognuno come vede. E poi il bambino, già quando comincia a crescere l'ambiente della famiglia, se vede i genitori felici, il bambino crescerà sicuramente molto felice. Poi arriva il silo nido, quando va all'asilo, là c'è l'ambiente anche delle maestre, dei bambini. Poi comincia i primi giorni di scuola, comincia la scuola, frequenta la scuola, i bambini, gli alunni scolastici, i maestri, i professori, professoresse. Allora già là, già il bambino c'è qualcosa diciamo, che comincia la sua vita,
il suo destino, no? E certe volte non puoi fermare il destino, perché il destino, quello, a volte si può fermare, a volte no. Poi voglio dire, guardate che nessuno al monte, quasi diciamo 1 milione, sopra 1 milione di persone, forse ce n'è uno che può nascere già bandito e può nascere cattivo. Guarda, il bambino diventa cattivo durante quando cresce, quando l'ambiente che lui frequenta e tante cose. Però la cosa fondamentale dei bambini è proprio la scuola, i professori, i genitori a volte se la prendono con i professori. Guarda che i professori, i genitori devono parlare con i professori, no? I bambini, e dopo si discute più o meno quello che possono fare, perché non è detto, guarda che i bambini a volte vogliono fare tutto quello che vogliono. Ricordatevi che se prendi una pianta piccola e ci metti il palo, quella la puoi mettere in linea, quella cresce dopo diritta. Però è anche così il bambino, se il bambino prende una strada sbagliata, quello non si ferma più il bambino, diventa violento. Sapete, amiche e amici, ogni tanto faccio una sonata, se no la storia diventa un po' seccante, vi annoiate, così un po' di musica, un po' ti racconto un po' la storia e diciamo riusciamo a ascoltarla. E così poi racconto un'altra piccola storiella. Questa mi è ricapitata i primi anni, ci avevo 22-23 anni quando mi è ricapitata, e ho incontrato un amico di Lecce che abitava anche lui in Germania e andavamo un po' insieme, andavamo a ballare e ci frequentavamo spesso. Era una persona molto, molto brava e andavamo d'accordo. Poi un giorno abbiamo parlato, io mi arrangio anche a fare qualcosa di oroscopo, qualcosa, non lo so, qualcosa la faccio. E disse, ma allora se mi può fare qualcosa, cosa ci vuole? Come deve dare la data di nascita, se c'hai diciamo il minuto che hai nato, l'ora che hai nato, il giorno. Dissi no, mi dispiace Carmelo, io posso darti soltanto il giorno, la data di nascita, però i minuti, l'ora, questo non lo so. Va bene, ci proverò. Ha detto, ci provo diciamo, fra una settimana, ti so dire se vedo qualcosa, non vedo niente. Poi mi disse che lui era fidanzato con una ragazza bionda. Poi io, dopo una settimana l'ho incontrato, ho detto io quello che ho visto ti devo raccontare tutto. Ha detto sì, mi devo raccontare tutto perché a me mi piace a sapere qualcosa nella mia vita. E gli ho detto, ma hai detto che ami le donne bionde, però questa donna bionda fra poco ti lascerai con lei e incontrerai una donna con i capelli neri, e quella diventerà la tua moglie, la donna della tua vita. Dice, ma è possibile? E ci lasciava un po' male, dico purtroppo è così. Era più o meno, non lo so sicuro, era il mese di giugno, così, il mese di giugno,
e fine luglio così era, io ho detto agosto tu andrai in feria e là troverai l'amore della vita. E fai un incidente di macchina e la macchina viene distrutta, però sei insieme a un'altra persona, sei insieme a un uomo, questo non lo so dire quale è, dopo me lo dirai tu chi è. E poi passa una macchina e vi soccorre proprio arriva questa ragazza insieme a un uomo, non so, il fratello, il padre, questo non lo so dire. E questa qua ti soccorre e poi facete amicizia, questa diventerà la tua donna per la vita. E disse, va bene, allora vediamo un po', devono passare ancora 2 o 3 mesi. Poi passando il tempo, lui andò veramente in ferie e succedette quello che gli aveva detto, l'incidente che aveva fatto, poi incontrata questa bella ragazza e poi un giorno lui andò dentro una pizzeria una mattina io stavo insieme a mia sorella e mio cognato, avevamo un appartamento grande e abitavamo tutti là. E poi incontra mio cognato e dice, ma tu sei il cognato del mago? Mio cognato disse, ma quale mago? Come quello mi ha raccontato tante cose, mi ha raccontato la verità, Poi è arrivato mio cognato a casa, io ero a casa la mattina, ha detto, Carmelo, ma cosa hai fatto? No, perché? Cosa è successo? Dice, mi ha raccontato uno che gli ha detto tante cose la verità. Dicevo, ma quella è una cosa per caso, ho detto, io non raccontavo niente a nessuno, era una cosa che io ce l'avevo dentro io. No, non mi piaceva parlare con i miei genitori, con i miei fratelli, con le mie sorelle. È una cosa che mi è capitato da bambino. Devo dire la verità. E tutto questo è andato tutto liscio. Per fortuna io potrei raccontare tante cose, però c'ho poco tempo, io non mi posso mettere qui a raccontare tante cose, ci vorrebbe, diciamo, forse anni per raccontare tutte queste cose che sono accadute. Non vi è mai ricapitato, a volte parliamo male di persone che non possono trovare una compagna o un compagno e criticare è facile, però quando sei dentro di queste persone non è così facile. Guardate, se veramente la scintilla non si accende, il fuoco nemmeno si accende. Se il fuoco non è acceso, è inutile che mettiamo legna al fuoco. Non si bruciano le legna. E così ogni cosa. Non è facile giudicare. Dobbiamo dire la verità, la cosa più bella che c'è in questo mondo è proprio le basi dell'amore.
Quando, vedete, quando dormi la notte e ti svegli, al tuo fianco c'è una persona veramente che ami. Quello è l'amore. Ti alzi la mattina, prepari la colazione, prepari il caffè e poi c'è una persona che ti ami veramente e viene da te a fare colazione. Oppure tutto il contrario, già una persona si alza e tu ti alzi la mattina, questa persona ti ha preparato già la colazione e il caffè. Questa è una cosa bella, amici cari. Non crediate a tante parole, guarda, la base dell'amore, questa è una cosa importantissima. Possiamo avere anche un mondo pieno d'oro, o magari una casa piena di soldi. L'amore non c'è, manca questa cosa, che noi tutti la vogliamo. Purtroppo c'è qualcuno che ci riesce e qualcuno no. Questa è la cosa bella dell'amore. Poi per esempio adesso le nuove tecnologie come l'internet, questo è un strumento anche per i giovani, senza questo strumento non si può andare avanti. Però bisogna avere rispetto, bisogna su certo livello che bisogna rispettare. Per esempio Facebook, c'ho tanti amici, non lo so, le ringrazio, ci sono anche quelli un po' che ti danno un po' di fastidio, però io non mi arrabbio facilmente. E se qualcuno per esempio che non si trova con me in Facebook, se ne può andare, poi mi può cancellare, può ritornare. Se qualcuno che se n'è andato, che mi ha cancellato e vuole ritornare, per me è sempre benvenuto e ben ritornato. Sai perché? Io non odio. Per me, come si dice, io perdono. Perdono perché il perdono fa parte di gentilezza e di amore. E invece se l'odio, la rabbia, fa parte di violenza. Amici cari, mi dispiace, ma io vorrei essere sempre con voi, però io delle volte non posso dire sempre avete ragione. Io non è che voglio convincere qualcuno che mi deve credere quello che io faccio. Voi siete padroni, crede quello che volete. Nessuno vi obbliga. Amici cari, 21 anni fa, il 23 agosto, ero a Piegine, in provincia di Salerno, e c'era la festa di Santa Filomena a Piegine. Io sono andato 2 settimane in Italia a trovare i miei genitori.
Poi il giorno 22 agosto, sempre 21 anni fa, c'era una festa, io dovevo suonare con l'organetto e non ci sono andato, sono restato a casa con i miei genitori. E poi il giorno dopo io dovevo devo ritornare in Germania. Poi è venuto mio fratello, che è andato alla festa di Santa Filomena, è venuto verso le 10 di sera, il giorno 23 di 21 anni fa. E poi c'aveva una borsa, ho preso la borsa di mio fratello insieme alla moglie, i figli, ha preso quello che si doveva prendere, poi e siamo andati verso, dovevamo andare a Battipaglia, sempre provincia di Salerno. Durante il viaggio io ero non avevo voglia di parlare, non avevo voglia di fare niente. Mio fratello disse, voglio, ma cosa c'ha? Niente, no, è proprio così. Niente. Poi disse, perché non rimani domani e parti dopodomani, te ne vai? Ma per un giorno ho detto, posso anche rimanere, però prima di 30 giorni, un mese, devo ritornare di nuovo qui in Italia. Dissi mio fratello, ma perché devi ritornare? Cosa c'hai da fare? No, io non c'ho niente da fare. Devo ritornare e ho visto il nostro padre al massimo che può vivere 30 giorni. Mio fratello disse, ma cosa ti ha preso? Cosa stai dicendo? Purtroppo è così. Poi siamo arrivati a Battipaglia, ha detto mio fratello, ma stai qua stasera, dormi da me. Ho detto va bene, però domani mattina io resto un giorno, però domani mattina poi mi devo portare dalla sorella. Io mi piace più nella campagna, mia sorella abita vicino a Eboli, in campagna, mi piace più la natura, mi piace queste cose. E dice va bene, quando domani poi ti porto lì. Sono andato lì dalla sorella, quella sorella pure a lui, per carità. Andate lì, ho detto a mia nipote, ho detto, beh, c'è Giuseppe all'ospedale, io voglio andare a trovare. Io ho restato un giorno qui, ho il tempo per andare a visitare, voglio vedere cosa fa nell'ospedale. E prima di andare all'ospedale ho raccontato anche a mia sorella quello che ho raccontato a mio fratello, ho detto sorella cara, prima di 30 giorni noi perdiamo il nostro padre. Mia sorella si è offesa, ha detto ma sei pazzo, se non mi ha chiamato tanto, vabbè, ho detto vabbè. Poi sono andato a visitare il mio cognato che era a Eboli, nell'ospedale di Eboli, provincia di Salerno. Come sono entrato là dentro, io l'ho visto, ci ho lasciato così male. Dico, c'è un'altra disgrazia. Ho detto a mia nipote, tu se vuoi te ne puoi andare, io resto ancora qui nell'ospedale, ritorno più tardi, posso venire pure a piedi, tanto non è lontano, sono 3 chilometri a piedi. E poi è venuta la moglie di mio cognato, la moglie di quello che era malato. E poi abbiamo stato lì, poi siamo andati tutti e due, mi ha portato lei, poi di quell'altra sorella, su 2 fratelli, si hanno sposati 2 sorelle. Ho chiamato mio cognato e mia sorella, non la sorella, quella che aveva il marito ammalato, quell'altra sorella che aveva raccontato del padre. Sono andato lì, li ho chiamato da parte, ho detto, vedi, io ho visto una cosa proprio brutta, vedete, non so se si può fare qualcosa, non so se c'è qualche dottore, però io sicuramente, io penso proprio di no. Ma che c'è? C'è anche là la morte, dice mia sorella. Purtroppo sì, quello no, non è un mese, sono 3 mesi più o meno, 3 mesi di vita. Non lo so se si potesse fare qualcosa, io penso proprio di no. Mia sorella, quando gli ho detto queste parole, ci ha lasciata così male, ho detto ma che sei, ma purtroppo io spero che non è vero, però questo arriverà. E così è stato. Tutto quello che io ho raccontato è andato così.
però potrei raccontare tante cose, però non ho il tempo e non posso raccontare tante cose. Ci sono cose che potrei raccontare, forse ci vuole un anno, non lo so, ci vuole tanta tempo per raccontare tutte queste cose, quello che ho visto, quello che ho sentito nel mio cuore. E vi voglio dire anche una vera cosa che è stato accaduto nella mia vita, tutto quello, fino adesso che sto parlando, nella mia vita è stato tutto, è successo tutto. È successo che io e la mia moglie ci lasciavamo, è successo. Voi mi potete dire, ma perché si è successo tutto questo? Non potevi fare un'altra strada? Purtroppo non ci sono altre strade. Purtroppo è il destino che deve andare così. Se io prendevo un'altra strada, trovavo un'altra donna e mi faceva la stessa cosa. Però la cosa è che io sono felice, e sono felice, lo dico a tutti voi, siete 5.000 persone su Facebook e un'altre 600.000 spettatori sopra YouTube. Questa favola io la racconterò tutta e questo video lo trasmetto sopra YouTube, sopra Facebook, e se mi volete giudicare, giudicatemi, io sono fatto così. E vi voglio dire soltanto una cosa ancora, amate le vostre mogli, amate i vostri mariti, amate le vostre famiglie. Questa è la cosa più bella che c'è in questo mondo. Non esistono, i soldi servono i soldi. Io posso comprare una donna con i soldi e me la porto a letto, però quello non è amore. Quello è proprio un po' di passione, quello è. L'amore non è, l'amore vero, si condivide tutto nella vita, tutto si condivide. Questo è l'amore vero. Non esiste. Persone dicono io ho avuto 1000 ragazzi, ho avuto 200 ragazzi, quelli non è amore, quello lì, ve lo ripeto, ve lo torno a ripetere 50.000 volte, in questo mondo l'amore non esiste più di 2 o 3 volte durante tutta la vita. Se uno si innamora con la stessa persona pure 1000 volte, quello è amore. Sono solo 3 amori che si possono avere nella nostra vita. Amori vero, non amori contro una donna sotto, contro un ragazzo, vai a letto, quello non è amore. Quello è solo un passaggio di vita, non è amore quello lì. Dopo tutte queste cose che ho raccontato, adesso facciamo ancora una bellissima sonata.
Grazie amici e spero che mi ascoltate veramente con il cuore. Grazie.